I Romani, interrotto il negotium se d'indole operosa, si dedicavano all'ozium, padre di ogni vizio socialmente insidioso, tra cui il pensare. Bruto ebbe tempo per giudicare pericoloso per la Repubblica la forza di Cesare. Ulisse, ristabilito fisicamente, intese il pericolo dell'indebolimento sentimentale e lasciò Nausicaa. Roma ebbe un secondo dux. Ad evitare ripensamenti del popolo italiano, il sabato di riposo divenne impegno fascista e propiziò battaglie incruente per il frumento e per la crescita demografica. Non bastasse una nutrita prole a spegnere i bollenti spiriti, istituzionalizzò il bordello. Nel regno di Apple, Google, Facebook si impone la piena occupazione del tempo libero ed Amazon ed eBay offrono il servizio in camera. Mai libertà fu così organizzata, presidiata, controllata. Sartre presagiva con nausea il tempo di esistenze supine, ripiegate nel vuoto della comunicazione globale in cui si vive a secondi. Ma per inventare, creare, occorre frequentare se stessi, con l'inquietudine del divergente, del pensiero laterale, curiosi d'esplorare altre possibilità. Quindi uscire dall'autogrill, dall'autostrada, assecondare il ritmo del cervello, chattare con il sassolino nella scarpa, twittare con un dubbio sospeso. L'enciclopedia di ogni conoscenza va consultata con prudenza. Solo Dio, che tutto sa, annoiato creò l'uomo che giorno dopo giorno riceve informazioni per formare convinzioni a scadenza prestabilita. Il tempo di una generazione sarebbe già un successo. Non c'è Nobel che non sia obsoleto, e ciò che lo scienziato scrive sull'universo è smentito dal collega che studia l'immensamente piccolo. Senza scivolare nello scetticismo rassegnato o nell'accidia impotente, sapere di non sapere e quindi voler imparare è la sfida, senza presunzione, di poter conoscere. E ci si apre il mare dell'ignoto. E novelli Ulisse procediamo, anche se il navigare è faticoso, per cercar cosa? Il nostro destino, presumibilmente. Ma se il fato ci è estraneo, la fatalità ne è la compagna, e non riuscendo a trovare una risposta appena resistente, ma solo bolle d'opinioni, perché ammalarsi di malinconia, rinunziando a cogliere ogni delizia epicurea? Perché non ritornare all'Eden pastorale, lasciando liberi gli istinti e senza tante cerimonie cogliere l'attimo fuggente? Perché non c'è dato vivere ferinamente, né di brillare lungamente come una stella, ed una vocina interiore ci suggerisce: lascia memoria di te. Come, se non artisticamente? Einstein concepì la legge della gravitazione universale controllando la validità di brevetti altrui. Doveva pur mangiare, perché si voglia
o no? Vitam regit fortuna, non la sapienza. Per cui ognuno attinga a quello straordinario campionario scaramantico che il popolo partenopeo offre con garanzia di funzionamento, sebbene strofinato, e che la buona stella ci suggerisca il passo adatto, perché l'impronta vostra e nostra non sia troppo repentinamente cancellata.